È avvenuta alle 8 in punto di questa mattina a Mira la prima vaccinazione somministrata in Veneto in un ambulatorio di medici di medicina generale. Secondo il direttore generale dell'Ustre Serenissima Edgardo Contato, i medici di famiglia hanno così compiuto un passo cruciale, affiancandosi al lavoro degli operatori dell'azienda sanitaria per portare il vaccino nella realtà comune, tra gli assistiti, alle persone. Lo scopo fondamentale dell'iniziativa di oggi è quello effettivamente di dimostrare come il medico di medicina generale senta l'importanza di una partecipazione attiva nell'ambito della tutela dei propri assistiti in una situazione così drammatica quale quella dell'epidemia che stiamo vivendo. Oggi siamo riusciti effettivamente a vaccinare un certo numero di assistiti che abbiamo selezionato sulla base dei criteri che ci sono stati indicati nella classe di età tra i 79 e i 70 anni. L'adesione dei convocati è stata alta, ha aggiunto Rigo, persone che non temono ed anzi attendono il vaccino con ansia. Le operazioni, a cui ha assistito anche il vicepresidente dell'Ordine dei Medici, Maurizio Scassola, riprenderanno la settimana prossima. Era di particolare importanza testare alcuni aspetti gestionali e organizzativi per riuscire a comprendere effettivamente quali sono le complessità e le difficoltà di questo tipo di vaccinazione che si discosta da quelle indubbiamente precedenti e quindi riuscire a coinvolgere tutti quanti i medici dando le indicazioni su quelli che possono essere gli aspetti organizzativi a seconda delle peculiarità delle singole situazioni.